Tantissimi appassionati di calcio a 5, ben trovati alla Pala Don Bosco di Palermo. Di fronte il Villaurea e la Drago Acireale per l'11ª giornata del campionato di Serie B Girone H. Giacomo Orlando che va da Cipolla, Cassata, ancora Orlando che prova a puntare gli avversari, calcia, la smanaccia fuori Pappalardo, in quel caso doppietta per Paolo Scalavino. Data attenzione alla punizione, non chissà più che tocca per Andrea Finocchiaro la parata, poi Tomarchio sbuccia il tiro, titolare in posizione di pivot. Giannusa va al centro, Cassata apparecchia per Cipolla, gran parata da parte di Pappalardo, inizia a scaldare i motori il Villaurea. Tanta attenzione qui a Lombardo, la sterzata, Lombardo sinistro, Di Maria col piede in calcio d'angolo, palla gol per gli ospiti. Non vuole rischiare l'intervento, poi intanto la palla dentro! La conclusione con deviazione di Giannusa, deviazione che fuga ogni dubbio sulla bontà di quello che è il gol dell'1-0 che sblocca la partita in favore del Villaurea. Possibile, anzi inevitabile a mio parere, staffetta con proprio Giacomo Orlando. Intanto prova a passare in qualche modo, a districarsi Saraceno. La palla finisce fuori dopo la deviazione, calcio d'angolo Acireale. È tornato, come detto, Cassata. Cassata che scucchiaia su Badalamenti, prova a liberarsi, calcia col sinistro, colpisce il palo. Palla poi persa da Saraceno, Badalamenti prova ad andare, lo affianca Bonanno. La palla invece per Cassata, Bonanno! Gran gol del Villaurea, 2-0, segna ancora tra le mura amiche Gabriele Bonanno, che praticamente ha segnato in tutte le gare giocate dal Villaurea in casa. Voleva il movimento in profondità di Orlando, non l'ha trovato. Di Simone con la palla splendida per Badalamenti, Badalamenti col tocco per Tomarchio che interviene, ancora Badalamenti, si gira, finta il tiro, poi lo prova, incrocia troppo. Entrambi i protagonisti in quella che è stata l'unica vittoria dell'Italia, quella ottenuta contro la Francia. Intanto tracciante per Cassata che colpisce il palo. Probabilmente non si è fidato della traiettoria difficile da gestire del tiro dopo la deviazione. Tomarchio calcia, palla fuori per il Villaurea. Stesso metodo adottato dall'altra parte su Orlando, che qui controlla contro Cristian Finocchiaro. Calcio Orlando, attraversa tutto lo specchio della porta, tenuto lì da Andrea Finocchiaro che gliela porta via Saraceno. Saraceno passa su Cipolla, poi attenzione a Tomarchio, Tomarchio per Andrea Finocchiaro che colpisce il palo, pallone ancora buono per lui, Tomarchio al tiro, salva Cassata, attacco ancora vivo, Andrea Finocchiaro fermato, poi Bonanno per il Villaurea, ancora Orlando a recuperare una bella palla, lo spinge via Lombardo in maniera regolare secondo l'arbitro. Allora occhio proprio a Lombardo, conclusione fuori. Andrea Finocchiaro, palla per Saraceno, la palla dentro per il tiro di Foti, poi Cassata scambia con Di Simone, Giannusa, la solata, l'intervento di Orlando è regolare, Foti contro Cassata, calcio a deviazione e il gol della Drago Acireale con il tiro di Foti deviato. In ogni caso si gioca in questo finale rovente al Pala Don Bosco. Di Simone per Giannusa, a tu per tu con e Carmelo Giannusa forse pone una tassello importante su questa partita per il Villaurea. 3-1, doppietta personale. Di Maria la rimette, non è rientrato Pappalardo, elaborando la palla per Cassata, Cassata dentro Badalamenti, non concretizza. Lombardo ancora, palla per Saraceno, la spaccata di Cassata, la porta è vuota, Bonanno non la guarda ancora, Bonanno ci prova adesso. Game set and match Villaurea e vittoria ancora tra le mura amiche e 4-1, doppietta anche per Gabriele Bonanno che chiude i giochi. Badalamenti per Cipolla, palla lunga, suona la sirena, finisce la partita e Villaurea porta a casa altri 3 punti pesantissimi in un altro derby siciliano vinto in casa.
dopo l'arcobaleno Ispica, dopo il Real Termini Recogest, anche la Drago Acireale si inchina ai neroverdi qui al Pala Don Bosco.